Entro il 2050 il Veneto sarà la prima regione d'Italia per esposizione al rischio dei cambiamenti climatici, di inondazioni, innalzamento del livello del mare e caldo record. La quarta in Europa, la 74esima a livello mondiale. È uno scenario pessimistico, ma non è lontano e non può essere ignorato perché i fenomeni sono sempre più frequenti ed evidenti. Un cambio di rotta sta diventando sempre più necessario. Le proiezioni sono state elaborate da una società australiana, XDI, specializzata nella valutazione dei rischi climatici per investitori e analisti finanziari, che si è basata su calcoli elaborati dagli esperti dell'IPCC, il Foro Scientifico delle Nazioni Unite, ed è il gruppo intergovernativo che studia l'ambiente e il riscaldamento globale. Insomma, inondazioni, vento e siccità, il Veneto è quarto in Europa e primo in Italia per il rischio climatico. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è martedì 21 febbraio 2023. La prima notizia del giorno riguarda l'ambiente che cambia e in particolare il Veneto, quarta regione europea a maggior rischio di danni climatici, prima regione in Italia. La notizia sul Corriere del Veneto, in un articolo di Silvia Madiotto, di cui poco fa vi ho letto l'incipit, le proiezioni degli esperti per il 2050, Venezia sarà peggio di Taiwan. L'obiettivo di questo studio è appunto orientare gli investimenti nei paesi stranieri. Naturalmente chi investe deve valutare anche la vulnerabilità del territorio, servono piani di adattamento, spiega l'amministratore delegato della società australiana che ha realizzato lo studio. Per chi vuole investire in un paese straniero è importante sapere se quel territorio è a rischio dal punto di vista climatico e delle conseguenze che questo può comportare. La società australiana XDI, sulla base dei dati dell'istituto dell'ONU IPCC, ha stilato quindi una classifica dei territori a più elevato rischio nel mondo e in Europa. Le regioni italiane a rischio maggiore sono 3 e tutte nella pianura padana: il Veneto, quarto in Europa, 74esimo al mondo, e poi la Lombardia e l'Emilia Romagna. La notizia anche sui quotidiani del gruppo GEDI: Veneto quarto fra le regioni europee a maggior rischio di danni climatici. Il titolo: studio per orientare gli investimenti immobiliari, da inizio febbraio è caduto mezzo millimetro di pioggia. C'è appunto in questi giorni il problema della siccità che si aggrava e la bassissima marea a Venezia, con la foto appunto sui quotidiani del gruppo GEDI delle gondole nei canali in secca. Anche il Gazzettino di oggi sceglie questo taglio: clima, Veneto al quarto posto in Europa per il rischio disastri e intanto aumenta la siccità. Anche qui si ricordano le gondole in secca a Venezia, la CTV costretta a dirottare i vaporetti in alcune linee, sì, perché alcuni canali non sono più navigabili, addirittura quelli in cui passano abitualmente i vaporetti. Insomma, sono le conseguenze della crisi climatica sul territorio del Veneto, che peraltro in questi giorni di altissima siccità non piove sostanzialmente dal 25 gennaio e soprattutto ha piovuto poco complessivamente nel corso di questo autunno, di questo inverno. Ebbene, oltre alla siccità c'è il problema pressante in questi giorni delle polveri sottili, le PM10 e le PM2.5, che hanno raggiunto livelli da record nel fine settimana. Alcuni comuni del Veneto hanno superato di 4 volte il limite giornaliero previsto per legge per le PM10 e nel bollettino ARPAV sostanzialmente l'intero territorio regionale, eccezione fatta per la zona di Belluno e Feltre e quella di Adria, è tutto in stato di allerta per PM10, con alcune zone come Vicenza, Venezia
e Este, che sono in stato di allerta rossa, quindi con sforamenti dei limiti delle PM10 che si protraggono da più di 10 giorni. Questo per quanto riguarda l'emergenza climatica e l'allerta PM10, quindi, ma noi voltiamo pagina e ci occupiamo della cronaca giudiziaria, in particolare dell'inchiesta sulla gestione della pandemia. È il caso tamponi rapidi. Nell'inchiesta che vede rinviati a giudizio Rigoli e Simeonato, la notizia di oggi è che le telefonate di Zaia escono dal processo. Questo il titolo sui quotidiani del gruppo Gedi, che scrive: un punto per la difesa, utilizzabili solo le telefonate fra gli imputati, quindi Rigoli e Simeonato. L'udienza sarà nel 2024. C'è naturalmente il contrasto sullo sfondo con Andrea Crisanti sull'efficacia dei test. Proprio dallo scienziato era partito l'esposto che ha dato il via alle indagini e appunto poi a questo processo che vede imputati Rigoli e Simeonato. I quotidiani del gruppo Gedi in uno specchietto ricordano quali siano le condotte contestate. 28 agosto 2020 arrivano al dottor Rigoli, paladino dei tamponi rapidi, 4 kit prova gratuiti dei test Abbott. C'è la possibilità di provare i dispositivi su 100 contagiati. Sempre il 28 agosto 2020 Rigoli contatta la direttrice Simeonato di Azienda Zero, competente ad acquistare i dispositivi Abbott, e le dice: Patrizia, allora ho fatto il primo rapido, funzionano, sono andato a prendermi un positivo. Per procedere all'acquisto in trattativa diretta dei tamponi Abbott, Simeonato chiede una verifica e Rigoli un'ora dopo le invia una mail attestando di aver provato i test rapidi su alcuni soggetti e specificando che la corrispondenza è sovrapponibile nella totalità dei casi esaminati. Questa appunto, secondo i quotidiani del gruppo Gedi, la condotta contestata. La notizia anche su il Corriere del Veneto: test rapidi, le intercettazioni di Zaia fuori dal processo, il GIP esclude anche quelle dell'ex preside di medicina e del direttore generale di Azienda Zero sulla querela a Crisanti. Tra un anno si aprirà il processo all'ex capo delle microbiologie del Veneto Roberto Rigoli e all'ex direttrice generale di Azienda Zero Patrizia Simeonato per presunte irregolarità nell'acquisto dei test rapidi. Infine il Gazzettino: caso Rigoli, il giudice elimina le telefonate di chi non è imputato. Tra le intercettazioni irrilevanti anche quella di Zaia su Crisanti, trasmessa in TV nella trasmissione Report, quella in cui appunto il presidente della regione tra l'altro dice che è da tempo che si sta lavorando per portare Crisanti allo schianto, ma appunto una intercettazione giudicata irrilevante ai fini del processo che vede imputati Rigoli e Simeonato, archiviate fino alla sentenza definitiva sugli accertamenti sui tamponi rapidi. Queste intercettazioni, i difensori dicono: per ogni prodotto marchiato c'è, secondo la procura serve un'indagine sull'affidabilità dei test. Questa è la dichiarazione riportata dal Gazzettino. Voltiamo pagina ora, proseguendo con la nostra rassegna stampa, parlando però sempre in questo caso di sanità. La classifica: il Veneto scende dal podio per la prima volta dopo 4 anni. Il Veneto perde il podio della qualità dei livelli delle prestazioni sanitarie in Italia, i LEA. Nel 2020, segnato dal dramma della pandemia e dalle restrizioni, l'emergenza ha ridisegnato l'attività negli ospedali e in ambito di prevenzione, retrocedendo i risultati fino a quel momento appunto da podio della regione Veneto. Dalla medaglia d'oro al 4° posto in 12 mesi, quindi pur mantenendo risultati superiori alla media nazionale. Superati nei LEA, quindi nei livelli delle prestazioni sanitarie, il Veneto viene superato da Emilia Romagna, Toscana e Trentino. L'assessora alla sanità ricorda però che siamo primi nelle cure territoriali come regione. Il mondo intero è stato segnato, dice Lanzarin, dalla pandemia. In Italia è iniziata proprio in Veneto, avevamo gli ospedali dedicati alla cura del Covid, l'attività è stata notevolmente contratta. Insomma, ammette in qualche modo che c'è stata una contrazione, quindi un oggettivo peggioramento dei servizi sociosanitari, in particolare
Però è vero che per quanto riguarda i servizi sociosanitari distretti, la disabilità e non autosufficienza, si registra il dato migliore all'interno di questa classifica e la regione del Veneto è ancora al top per quel che riguarda appunto le cure territoriali, quindi, ma in generale nella garanzia dei LEA appunto c'è il sorpasso di Emilia, Toscana e Trentino per il 2020. Ci occupiamo ora di lavoro rapidamente con una notizia che si trova sulle pagine dei quotidiani del gruppo GEDI. Redditi, il Veneto insegue Milano e l'Emilia. A Venezia però sono stati persi 1.000 euro a testa in 3 anni. È l'analisi del centro studi Tagliacarne sulla dinamica delle entrate da lavoro dipendente pro capite del 2021 rispetto al 2019. Allora vediamo il confronto dei redditi da lavoro dipendente. C'è il dato 2021, ma c'è anche la variazione rispetto al 2019. Nell'elenco di tutte le province italiane, la prima del Veneto è Vicenza, al 9° posto dopo Milano, Bolzano, Bologna, Parma, Roma, Reggio Emilia, Firenze e Modena. Insomma, Vicenza con un valore pro capite di 16.451 euro e un aumento del 3,1% tra il 2019 e il 2021. Interessante notare che questo valore, questo reddito da lavoro pro capite è circa la metà di quello che si registra a Milano con 30.464 euro. Dopo Vicenza non c'è nessun'altra provincia veneta nella top 10, bisogna scendere al 12° posto per trovare Verona con 15.749 euro e poi al 19° posto Padova e poi ancora Treviso, Belluno, Venezia e Rovigo, rispettivamente al 21°, 34°, 37° e 77° posto. A Rovigo il reddito pro capite è di 7.637 euro, sotto la media italiana di 12.473, ma la cosa interessante è che sotto la media italiana sono anche Venezia e Belluno, Treviso invece di poco sopra. Ecco, forse questo un dato che non si immagina parlando del Veneto, spesso descritto come la locomotiva del nord-est, una locomotiva in cui evidentemente i macchinisti, cioè i lavoratori, non guadagnano poi così tanto, visto che 3 province su 7 vedono appunto un reddito da lavoro pro capite inferiore alla media nazionale e Treviso sostanzialmente si aggira attorno ai valori appunto medi italiani. Chiudiamo con 2 notizie flash. La prima ancora sui quotidiani del gruppo GEDI, la battaglia per i diritti civili ma anche i diritti nel lavoro. Parliamo lo sportello Veneto per le persone transgender che compie 10 anni e individua proprio il lavoro come un'area critica. La presidente Ilaria Ruzza ha illustrato la situazione. La percezione in questi 10 anni appunto è cambiata, ma si discrimina ancora. L'articolo di Enrico Ferro sui quotidiani del gruppo GEDI traccia il bilancio appunto di questo primo decennio di lavoro dello sportello Sat Pink, il servizio di accoglienza trans del Veneto, e c'è anche un'intervista a Zoe Michela Tempesta, 36 anni, della provincia di Treviso, che racconta il suo percorso. Compare anche sulla pagina dei quotidiani del gruppo GEDI la foto di una manifestazione della rete degli studenti medi per la carriera alias nelle scuole e in particolare davanti al liceo Tito Livio di Padova. L'ultima notizia di oggi riguarda invece il super bonus, a cui il Corriere del Veneto dedica le prime 2 pagine. Il super bonus delle ATER in particolare, quindi parliamo di edilizia residenziale pubblica e delle aziende territoriali per l'edilizia regionale, appunto centinaia di cantieri al palo, milioni stanziati per gli interventi edilizi, contratti già firmati su alloggi fatiscenti, ma il giro di vite del governo Meloni blocca tutto. E quindi dalle ATER del Veneto
governate naturalmente dalla Lega, comunque dalla stessa maggioranza di centrodestra che ora governa anche il paese, arriva un appello al governo appunto amico dello stesso colore politico. Roma ci ripensi, è un'occasione unica, insomma cortocircuito nel centrodestra. Fra le altre più attive in Italia sul fronte del superbonus c'è quella di Padova, che ha fatto partire cantieri sulle sue proprietà per 180 milioni di euro. 3 sono i lotti per interventi di efficientamento energetico messi in campo invece da ACEC a Verona. L'ultimo rischia di rimanere al palo dopo lo stop. Il patrimonio comunque delle ATER, il patrimonio quindi di edilizia residenziale pubblica, è vetusto, risale agli anni 60 e 70 e quindi ha bisogno di interventi di riqualificazione. Dopo tanti anni di disinvestimento, di mancato investimento da parte della regione, il superbonus era un'occasione, ma naturalmente con le nuove scelte del governo questa ipotesi è ora messa chiaramente a rischio. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto, a tutte e tutti voi una buona giornata.